Che emozione per le oblate di Sestri Levante ascoltare il decreto con il quale il Papa riconosce le virtù eroiche del fondatore, padre Enrico Mauri, poco prima citato dal Vescovo come esempio di carità vissuta nel quotidiano. Padre Mauri, di cui quest'anno ricorre il 110° anniversario di ordinazione sacerdotale, ebbe almeno 3 intuizioni: il Vangelo vissuto nelle relazioni, il matrimonio come luogo che esprime la bellezza dell'amore di Gesù e la donna chiamata a vivere la consacrazione a livello virginale, vedovile e coniugale. Una santità della porta accanto, la sua, un carisma a cui tutti oggi possono attingere. La santità è possibile essere santi non facendo cose straordinarie, ma vivendo l'ordinario nella bellezza e nella relazione fraterna. La notizia della venerabilità di padre Enrico Mauri risale ormai allo scorso maggio. Il vescovo si era riservato di attendere l'ufficialità del decreto e ha condiviso il messaggio nella prima grande occasione pubblica. Sono circa 20 anni che abbiamo avviato il processo diocesano per la canonizzazione, però l'attesa forse è cominciata subito dopo la morte del padre, perché noi che gli siamo stati più vicini abbiamo percepito questa dimensione di santità quotidiana nella sua vita. A Sestri Levante c'è l'opera Madonnina del Grappa, voluta da padre Enrico Mauri come luogo di incontro tra le persone e di formazione ad un laicato consapevole. Quello che dobbiamo riscoprire sempre più a fondo è che dà vita ad ogni azione è la profondità della intenzione della comunione con Cristo, della vita di Dio che passa attraverso l'azione nostra, altrimenti ogni eroismo sarebbe uno sforzo umano. In cattedrale, emozionate, c'erano anche le oblate del Ruanda, la terra africana dove l'opera di padre Mauri è giunta anni fa per portare speranza alle vedove di guerra. Ho letto i suoi scritti, ho visto gli esempi delle oblate anziane che viviamo insieme. Tutto questo mi hanno fatto crescere la mia chiamata.